Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia, i principali titoli della mattina. Il presidente Schifani nel suo intervento al congresso organizzato dalla Procura della Corte dei Conti a Palermo ha parlato del rapporto non proprio idilliaco fra la Regione e l'organo di controllo. Il confronto leale e collaborativo può e deve creare occasioni di gestione virtuosa della finanza pubblica, le parole del governatore regionale. Nuova operazione antidroga a Ragusa, i carabinieri all'alba hanno arrestato 9 persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Blitz anche a Catania, in particolare nel quartiere San Cristoforo, dove i carabinieri hanno fatto irruzione all'interno di una palazzina dove si smerciavano consistenti quantitativi di droga, in manette 4 giovani spacciatori. Incidente mortale la scorsa notte ad Acireale nel Catanese, a perdere la vita un 31enne del posto che in sella ad una moto ha impattato violentemente contro 2 auto morendo sul colpo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. Sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa dove 93 migranti sono approdati durante la notte. Nell'arco di 24 ore si sono registrati 17 sbarchi per un totale di 627 persone arrivate. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.